È di circa 40 milioni di euro l'ammontare dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza all''ndrangheta nella capitale e in altre località del territorio nazionale. Dall'alba sono impegnati 200 finanzieri in una vasta operazione antimafia con il sequestro di ingenti patrimoni riconducibili ad esponenti dell'organizzazione criminale calabrese. Le indagini sono eseguite dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma sotto il coordinamento della locale direzione distrettuale antimafia. Sono numerose le richieste di adesione ai corsi per la costituzione di una cooperativa che dovrà gestire i beni confiscati ad Isola Caporizzuto e Cirò. È quanto è emerso dall'incontro svoltosi ieri dal titolo Le Camere di Commercio contro la criminalità, organizzato dall'ente camerale con l'Associazione Libera ed Union Camere Calabria. Sono intervenuti il prefetto, il presidente della Camera di Commercio di Crotone, Fortunato Roberto Salerno, ed il responsabile dell'ufficio beni confiscati dell'Associazione Libera, Davide Pati. A Catanzaro anche questo 8 marzo è stato dedicato ad Emanuela Loi, la prima donna poliziotto a morire in servizio mentre faceva la scorta al giudice Borsellino. La segreteria provinciale del sindacato indipendente di polizia, con l'assessorato alle pari opportunità del comune di Catanzaro, ha presentato anche un corso di autodifesa rivolto a tutte le donne catanzaresi che si terrà nella sede del polifunzionale della polizia. Si è svolto ieri l'incontro di apertura del tavolo tecnico previsto all'interno del progetto Il paesaggio geologico della provincia di Cosenza. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione Territorio e Ambiente 360, prevede il censimento dei geositi presenti su tutto il territorio provinciale. La mappatura consentirà una maggiore conoscenza dello sviluppo naturale del territorio e individuerà le corrette modalità di lettura anche per i territori limitrofi. Partire da Caravaggio per arrivare alla Calabria e a Mattia Preti, questo è il percorso tracciato dalla mostra di Caravaggio all'interno della sede del Quirinale presentata dalla responsabile nazionale della FIDAPA Marisa Fagà a Catanzaro. L'idea è di fare una sorta di parallelo tra le due importanti figure pittoriche che più di ogni altro artista sapevano dar colore alle ombre. Presenti tra gli altri anche la presidente della provincia di Catanzaro ed il parlamentare dell'UDC Mario Tassone. In occasione del centenario della Festa delle Donne a Cosenza, la Soprintendenza per i Beni Storici della Calabria ha organizzato Donne dipinte, un viaggio al femminile nella GNC. La Galleria Nazionale di Cosenza diventa spazio ideale per parlare di donne fuori dagli schemi. Attraverso un viaggio nell'arte lungo 4 secoli sono stati riletti al femminile capolavori che hanno per protagoniste donne, eroine, dee, sante, regine ritratte, fra gli altri da Mattia Preti, Luca Giordano e Umberto Boccioni. Tante le donne che hanno affollato la galleria per l'occasione. L'associazione Abio ha organizzato ieri una festa di carnevale per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Crotone. I volontari dell'Associazione per il Bambino in Ospedale, a partire dalle 9 di ieri, hanno offerto momenti di gioco e di svago ai piccoli pazienti ricoverati al San Giovanni di Dio. È dal 1978 che questa associazione si prende cura dei bambini e degli adolescenti nelle strutture sanitarie, ma offre un supporto anche ai loro familiari. Recentemente l'Abio ha inaugurato a Crotone una ludoteca.